dobbiamo rispettare questi numeri qua, i numeroni, li vedete? Sono numeri deontologici, bisogna rispettare la privacy. D'accordo? Sono una persona seria. Perché sono serio? Perché io ho seminato bene e sto raccogliendo molto bene. Perché sapete, la semina, ogni qualsiasi cosa che esce dalla campagna deve essere seminata bene. Giustamente, se seminate cavolfiori e ghiescini rafanil, vuol dire che non si è saputo seminare. Bisogna rispettare la privacy. D'accordo? Bisogna rispettare la privacy. Perché io ho seminato bene e sto raccogliendo molto bene. Il seminale, no? Sì. Quando hai rapporti, esce tranquillamente o esce... Sì, esce. Sì, ho capito. No, diciamo... Cioè esce con quella... sai quando stappi una bottiglia? Sì. O esce proprio sopra? La sfacciataggine. Bisogna rispettare la privacy. D'accordo? Che aveva il problema al suo pene, insomma. Allora io vi dedico Nangiacurà, d'accordo? Allora, io vorrei regalarvi un pezzo, non lo so, vorrei mettere un bel pezzo. L'organo. La torre di questo grande ciciputto che sale, scende, va avanti, indietro. Ma che cos'è questo? Questo è un semaforo, dice sì. lui. Lo prende per mano, dice: come non conosci i semafori? Dice: no, non conosco i semafori. Allora lui si sbalordisce: come tu vivi? Certo, perché scusa, ma sei un uomo che deve fare? Peggio per le puttane che ci cadono. Oh no. Pronto. Sì. Pronto. Chi è? Puppinai? Sì, scurnacchiata. Scurnacchiato di chi ne corno? Sì, chi ne corno, pure tu. Zuzzuso. Come tu non è corno, Udine un limone o no? Chi spazio ma te conosce, Io sono un lingolino a fianco a te, scurnacchiata. Sto miserabile corno. Miserabile, tu ci lo vecchi in la nuda. Ma ora non loro no? E chi me l'ha detto? Ehi, Salvatore! Oh amore, oh mio ideale, Ishidorino, spirito adorato e puro, Kagindo Gagatu,
Agindo cagato. Agindo cagato. Agindo cagato. Sognando occhio nell'occhio, Tuo piglia e mosca poi. miro le tue pupille, Piglia la passia a me. e ti sussurro piano. Fammi la palla a mano. 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 Anima mia gentile, Tirami meglio pila. tesoro, mia passione, Fammelo cuppolo. la vita mia sei tutta. Tengo la palla asciutta. Oh, petalo di rosa, Cellata palla infusa. io vivo nel tuo spirito. All'animo lo pirata. Di un grande amor struggente, Io verrà sapere. non andar lontano, Che te ma pesta a mano. se non mi sei vicina. Grandissima mappina. Di tua passione impatto, Mamma è cagato cazzo. 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 Ma Ho detto Ciciput! No! mannaggia sound Ciciput! ci butto. Put! Butto. No la Bud, la P. Non riesco, dai. No! Non riesco. Vedrai che andrai benissimo. Sì, adesso no, non devo fare. No, adesso non è il periodo propizio perché io studio molto l'astrologia e c'è Mercurio, il pianeta che, sai, disturba un pochettino, Sì. appunto Marte, e appunto è il pianeta dei soldi, e tu sai che Ciciputta, aiutami tu, è l'angelo dei denari, no? Che Elio e le storie tese mi ha regalato addirittura un'introduzione che io sto qui a ringraziare, però pensa, Ciciputta, aiutami tu. Allora fatti un segno di croce, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Fatti Posso avere il tuo numero per un attimo solo, dici Ciciputta? ci butta. No, Ciciputta. Ci butta. No, Ciciputta. Ci butta. No, Ciciput con la P. Ciciput. Ci butta. No, Bunt. Ciciput come Palermo. Ciciput. Ci butta. No! Ma No! Ciciput. ci butta. Di nuovo! Ho detto Ciciput. Ci butto. No! Mannaggia sound Ciciput. ci butto. No! Devi togliere la B, devi fare Ciciput. Put. Butto. No, putto. Ciciput. Butta. No. Dice presso a me. Sì. Ciciput. Ci butta. No, la nota la B. Devi dire la P, no la Bud. La P. Ciciput. Ci butta. Ah, nata. No, non riesco. Allora, dice presso a me. Ciciput. Ci butta. No, Bud. Butta. No, Bud. Put. Butta, non riesco. Dici put. Butta. Put. Butta. Put. Butta. Come potare, dici potare. Potare. Ah, e allora dici potare. E allora Potare. devi dire Ciciput. Ci butto. Ah, Dio mio santo. Non riesco, Ciciput. Non riesco, dai. Dillo per l'ultima volta, dice presso a me. Ci butto. Ah! Cici. No, put. Ciciput. Ci butto. No! Non riesco. Oh Dio benedetto.
Cicci. Cicci. Putta. Con la P di Palermo. No, non E riesco. invece di dire la B, dici la P. Cicci putta. Cicci butta. Madonna benedetta. Dai. No, non fa niente. Va Allora, bene. prendi carta e penna, segnalo. Cicci putta. Cicci butta. Non sto facendo non riesco. Butta, no. Cicci putta. Non riesco, scusami, Ma c'hai c'hai La qualche... gente perché perciò non riesco, perciò forse. Ma scusa, che dici putta? Ci No, dici solo putta. butto. No, putta. Butta. No, putta. No, con la P. P. P con la P di Palermo. Come pane. Putta. Butta. Bravo. Hai detto benissimo. Dici di nuovo putta. Butta. No, putta. Con la P. Putta. Non riesco, dai, Benedetto nostro Signore universale, creatore del cielo e della terra, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cicci putta. Ci butto. No! Cicci putta. Senza la O. Non riesco, vabbè. Per l'ultima volta. Ci butto. Ma perché tutto? E non riesco a accendere, dai. Allora, va bene, lo dico io per te. Cicci put, aiutaci tu, dillo. Ci butto, aiutaci tu. No, Cicci putto. Cicci put, aiutaci tu. Ci butto, aiutaci tu. Ma invece di mettere la O finale, non la puoi eliminare. No, Fai solo Cicci put. Non ce la faccio, dai. Va bene, Cicci put, aiutaci tu. L'angelo dei denari. Va bene, hai comprato il CD di Elio e le storie tese che mi hanno regalato un'introduzione? No. L'ultimo che hanno fatto Cicci put, l'angelo dei denari. Questa è la prima volta che state la tua radio e lo ascoltate e ti ho chiamato, capito? Io ti voglio bene e ti ringrazio. Bene. Allora fatti un segno di croce, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Chi non già le predisposizioni, Gennaro D'Auria. chi non già le predisposizioni, Gennaro D'Auria. Con Gennaro D'Auria. Bau. cauti, cauti, cauti. Se noi unifichiamo la carta del bene e del male avviene uno scoppio energetico e facciamo passare dall'altro lato, che è l'altra dimensione, delle larve in quest'altra dimensione e ve le attaccate addosso. Andate cauti, molto cauti, ve lo giuro su Dio, dovete andare cauti con le carte, perché chi non ha le predisposizioni possono essere colpite da larve negative. Se io prendo due carte così, vedete, le unifico bene e male, avviene uno scoppio energetico che è come se io prendessi un trapano, farei un buco nell'altra dimensione, così, e dall'altra dimensione, che sono le larve, sono tutte entità che trapassano grazie, purtroppo, dico maledettamente, a questo foro, a questo scoppio energetico che è avvenuto con la carta del bene e del male, e faccio passare delle larve dall'altra dimensione in questa dimensione e si posano addosso a noi, si posano addosso a noi, è chiaro il concetto? E cominciano a venire cose assurde. Le carte si devono fare dai professionisti. Gennaro D'Auria. La fortuna, signori miei, è come la puttana, scusate un attimo, e purtroppo è la verità. La puttana oggi sta qua, domani sta là. La fortuna oggi sta qua, domani sta là. La fortuna va solleticata, va spizzicata, se no non vincerete mai. Allora, riguardando me, io non sono un ottologo, non capisco niente di numerologia,
lambo secco per mercoledì, lambo secco per mercoledì, lambo secco per mercoledì, vincerà! Prendetevi lambo e anche l'interno, anche l'interno. La fortuna va solleticata, va spizzicata, se no non vincerete mai! Vincerà! 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 Chi è che praticamente vuole vincere, vuole essere vittorioso, vuole essere veramente colui che, o colei che veramente va a giocare all'otto e vince? Dovete darvi una smossa, dovete essere forti, potenti e vittoriosi. Vincerà! Fatelo! Vincerà! Lo urli! Vincerà! No, deve urlare però! Vincerà! Allora, dica con me! Allora, quando alzo le mani, lo dica lei! Allora, 1, 2... Vincerà! Oh, buonasera, auguri! Chiedo scusa. Andrà benissimo, lo faccia aprire. Poi volevo sapere un po' sul nostro rapporto, se è possibile. Tesorino, una telefonata, un problema. Grazie. Di nuovo, allora sei pronta? 1, 2, 3, via! Vincerà! No, non mi è piaciuto. Allora, tu i soldi non ti piacciono, lo devi dire con armonia. Come lo dico io. Vincerò! Allora, sei pronta? 1, 2, via! Vincerà! Ciao, grazie. Ciao, ciao. È vero che io faccio il veggente, è vero che ho questa mia sfortuna, perché per me può essere una fortuna e una sfortuna, ma per me è una sfortuna, perché il 18 agosto io sto qui a buttare il sangue insieme al tecnico. Allora, voglio dirvi una cosa. Se io sto qua, la prima cosa per dare armonia è per darvi veramente un servizio equalificativo. Numero 3. Sto qua per darvi la possibilità di vincere qualcosa e di sottrarre dei soldi allo Stato. Perché voi avete sempre posato. Adesso è l'ora che dovete sottrarre allo Stato quello che voi avete posato. Chiamate a Giovanna, che è una grande ottologa, credetemi su parola di quello che vi sto dicendo. È una grande ottologa a cui svilupperà i numeri già preparati, i numeri appunto del lampo secco che potete giocare mercoledì. Hanno vinto con il 25 e il numero 26 che ha dato sabato sulla ruota di Napoli, hanno vinto più di 40 persone. Sembra una stronzata, ma è la verità. 25 e 26, 25 tutti aspettavano Roma, io ho detto vicino a Giovanna Getti, Giovanna, perché hai messo il 25 su Napoli e non l'hai messo su Roma? Ha detto Giovanna una cosa molto importante, ha detto Gennaro carissimo, guarda che la fortuna è cieca, è come una puttana, è chiaro, la trovate qua, là e là. E ha avuto ragione, perché 25 e 26 è uscito su Napoli, io mi sono fatto le croci all'incontrario, perché scusatemi la mia scetticità, non credo che possa esistere una persona umana che dà i numeri all'otto, eppure è successo. E allora dici Gennaro Dauria, sei grande, forza, vincerò! Dillo, 1, 2 e 3, vai! Sei grande! Oh, Gennaro Dauria, te ne devi andare dalla televisione perché stai sbagliando. Ci tengo a precisarvi, per chi veramente ci è difficile mettersi in contatto con me stasera, se io litigo con mia moglie, lei inizia a rompere un bicchiere e io poi piglio tutta la tavola a capote, non siamo giù d'accordo. Ci tengo a precisarvi, uno deve subire. Se io inizierei a rompere una sedia, Guglielmo mi pigli proprio la tavola e mascassa in capo, non andiamo più d'accordo. Ci tengo a precisarvi, per chi veramente ci è difficile mettersi in contatto con me stasera, perché io parlo con il punto esclamativo, cioè significa parlare con il punto esclamativo, significa fermezza e sicurezza. Ma se volete essere spassati, fatevi spassare da chi vi spassa.
Voglio sapere, io siccome sono vedova, convivo con mio figlio, sposato con la moglie, e da un po' da queste parti vedo il mio figlio freddo, non c'è più un dialogo. Ho capito. Ho capito. Da dove mi chiami? Sono provincia di Napoli. Non essere così abbattuta, Giovanna, eh? Giovanna, è la prima volta che parli con me? Sì. Attenzione che io ti chiamo Giovanna, eh? Sì. Adesso i figli tuoi se ne sono andati a sciacquare? Sì. E ti hanno rimasto sola? Sì. Io sono veramente un sensitivo. Non scherzo. Giovanna, cosa mi scegli? A, B o C? C. Non parlare, pensa a tutto il bene e la salute che vorresti avere, perché ne hai bisogno. Giovanna. Sì. Purtroppo hai trovato l'osso duro, in me, perché io ho i peli sulla lingua, non ne ho. Sì. Tuo figlio si è fatto mettere un cappelluccio in capo. Sì. Sta scordate che esiste ancora la mamma. Sì. Perché tua nuora ci ha fatto un fuoco in capo. Sì. Tua nuora è molto superba. Tua nuora si sta mascherando nei tuoi riguardi, nei tuoi confronti. Però mi dispiace di tuo figlio che la sta facendo comandare. Sì. Perché prima aveva detto no. Mentre invece dopo si è fatto convincere, trascurandoti e facendoti rimanere solo a casa. Sì, ma non c'è più un dialogo. Dipende da tua nuora. Non dipende certamente da tuo figlio. Purtroppo tuo figlio basta a sentire, giustamente si è scordato la mamma. Mamma, apri una cosa, Giovanna, ci sei? Sì. Come la tratti tu a tua nuora? Come la tratti a tua nuora? Bene. Sicura? Sì. C'è già credere, Giovanna? Sì. E dica che no. Non è vero. Tu ti mischi in mezzo alle loro faccende giornaliere? No, mai. Mai. Giovanna, tua nuora non è che non ti può vedere, assolutamente, altrimenti io te l'avrei detto. Soltanto che lei vuole vivono a casa tua. Sì. Soltanto che vogliono essere più liberi. Sì, ma sono liberissimi. Non credo, Giovanna. Sì. Allora in questo caso vi sbagliate. Io mi sbaglio, no? Tua nuora sta vivendo in casa tua insieme a tuo figlio, no? Questo non è detto che non ti vuole bene, è soltanto che tuo figlio si è fatto condizionare, lo vedi un po' allontanato, distaccato. E come proseguo dopo? Come prosegui? Ti riprenderai alla grande perché capirà perché tua nuora ci avrà detto un qualcosa che tu non hai fatto. Sì. Tu ti riprenderai alla grande, tutta questa storia finirà e chiarirete subito le chiacchiere che ci sono state. Noi non abbiamo fatto niente chiacchiere. No, ma Giovanna, parlo delle chiacchiere che tua nuora ha detto a tuo figlio. Tuo figlio come o mamma Luca, no? Sì. Sacra Ruta. Allora, il discorso è questo. Quando ritornerai, certamente tu stai scoppiando già fai giù. Vero Giovanna? Va bene. Tu ci lo dici perché tu stai subendo. No, io non gli dico niente. E allora te lo dirà tuo figlio. Perché mo a mare, dove sono stato, a mare, in montagna, dove essi sono andati, parlano, poi quando ritornano, vedi e mi farai sapere. Tuo figlio capirà che non è vero ciò che ci ha detto la moglie. L'ha detto proprio per la portare a villeggiare. Ok, Giovanna? Va bene. Se ti senti un uomo inutile o una donna inutile, fai qualcosa per renderti utile. Ma sembra a fare il buchino a questura? Qui è tutto licito, tutto licito. Ogni tanto ci lo fai passare lo scrollo dietro. Già sta arrivando, dietro. Già sta arrivando, dietro. Se ti senti un uomo inutile o una donna inutile, fai qualcosa per renderti utile. Tentare non nuoce. Ma sembra a fare il buchino a questura? Provate per credere. Perché ti sei innamorata?
Perché ti sei innamorata? Cosa è successo? Da quanto tempo ti sei innamorata questo mese? Oh, che peccato, che peccato! L'amore ti piace, io lo so. Qui è tutto licito. L'amore ti piace, io lo so. Qui è tutto licito. No, se no che facciamo? Facciamo il triccaballacche? Ma che vai a fare il zucchino a quest'ora? Tentare non nuoce. Ma che vai a fare il zucchino a quest'ora? Tentare non nuoce. Provate per credere. E come ho fatto a dimenticarmi del mio tecnico? Un saluto al mio caro, grande tecnico Ciro. Io lo chiamo Gigiolo, È una ricotta di cruscelle che viene da Ponte Cagnano. Ciro, per caso abbiamo la registrazione di sabato? Ma che vai a fare il zucchino a quest'ora? Ciro, per caso abbiamo la registrazione di sabato? Oh, there it comes. Oh, yes. Oh, so juicy. Oh. Grazie Ciro. Grazie Ciro. Io lo chiamo Gigiolo, Grazie Ciro. Grazie Ciro. Grazie e buonasera. No, sabato perdo il ritmo. C'è Giovanna l'ottologa, c'è anche Antonella l'astrologa. Antonella che funzione c'ha? Ma secondo me è un modo sbagliato di agire il suo, Dici Cici Put, aiutami tu, l'angelo dei denari, forza, invochiamo anche l'angelo. Cici Put. No, aspetta, Cici Put. Cici Put. No. Sembra una cretinata, ma questi angeli tengono dei nomi proprio strani. Cici Put. Cici Put. Aiutami tu. Aiutami tu. Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Non vi sto dicendo stronzate, se vai in una sala discografica troverai un CD che si chiama proprio Cici Put e lo canta Elio e le storie tese. Parla proprio, me l'ha dedicato a me, parla proprio dell'angelo dei denari, c'è l'introduzione. Lo trovi in ogni migliore negozio di dischi. Guarda, la copertina è blu del CD, ci sono 2 occhi sopra. Me l'ha dedicato a me. Armonia e potenzialità fanno un complimento. Sapete quale? La buona sapienza di stare insieme a voi. Cosa volete sapere? Madonna benedetta! Cosa volete sapere? Madonna benedetta! Lei tiene un Sagittario? Sì. Stavamo rovinati. Ma che cosa sono queste bollicine sul corpo? Ma che cosa sono queste bollicine sul corpo? Ma che cosa sono queste bollicine sul corpo? Madonna benedetta! Stavamo rovinati. Che a me o a mio figlio? A suo figlio, signore? Sì, sono bollicine di mare. Perché ma sullo stomaco, sulla pancia. Io un po' anche di delle spalle. Signora, sta rovinato proprio. Ha schiacciato una bollicina e è uscito il verniciattolo all'interno. Che schifo, quanta materia. Sì. Madonna benedetta. Facili schiattare, facili crepare. Quando sento di queste cose sto male perché la malattia della droga, leggendo su internet proprio ultimamente, dice la droga ammazza l'essere, l'alcolismo è diverso perché
chi è alcolizzato reagisce ed può anche uccidere, mentre la droga è passiva. E questo le posso dire una cosa: in che anno è successo? Ma lei gli hanno messo le corna. Ah, vi hanno messo pure le cornacchie. Quest'uomo non faceva a caso suo, signorina. Da quanto tempo vi ha riempito di corna che arrivano al soffitto? Stavamo rovinati. Ma lei gli hanno messo le corna. Ah, vi hanno messo pure le cornacchie. Quest'uomo non faceva a caso suo, signorina. Da quanto tempo vi ha riempito di corna che arrivano al soffitto? E allora lei come le chiama al suo paese? Queste sono corna o cornacchie? Corna o cornacchie? Corna o cornacchie? No, non è che ti do la caramella, il dolcino per addolcirti la bocca. E allora lei come le chiama al suo paese? Queste sono corna o cornacchie? Dettare? Ma che poco mo', io apri il malato, Allora, ve lo posso dettare? Sì. 1. Fa uno, 1. L'avete segnato? Date uno. Una volta. Allora, da capo. 1. 6. Va. 6. 1. 6. 7. 4. 9, 6. Questo qua che sta in alto. No. Signor, qui chiesto 1, 6, 6. Ah, segnali mia figlia, grazie. Allora, ripetete, forza. Ah, ma mia carta, madonna. Ah, ma capambere. Che sono io. Allora, forza. Aspettate, di malato. Muoviamoci. 1. 2. Sì. 6, poi 1, 6, 7. E vedo che automaticamente lei sta soffrendo. Ma mi dica una cosa, perché quando è andato nel bagno a fare la pipì gli sono bruciati un po' i testicoli? Ma che c'ha? Qualcosa che non funziona a livello organico? Gli sono bruciati un po' i testicoli. E vedo che automaticamente lei sta soffrendo. Ma mi dica una cosa, perché quando è andato nel bagno a fare la pipì gli sono bruciati un po' i testicoli? Ma che c'ha? Qualcosa che non funziona a livello organico? No. E vedo una volta che lei nel bagno ha saltellato. Gli ha bruciato qualcosa? Ho preso degli urti. Ma tempo fa. Ma perché ha saltellato nel bagno? Io lo voglio sapere. Quando ha fatto pipì, no? Lei ha fatto la pipì. Scusi, pronto? Senti, quando ti uscì la bollicina sul sesso, quanto tempo fa? Una specie di bollicina sulla cappella. Quando ti è uscita? A me mai. Aspetta un attimo. Sì, tempo che ci siamo sposati. Lino? No. La bollicina del signore gli uscì... 93. Aspetta un attimo, abbiamo il medico di là. Lino?
Quando gli esce la bollicina sulla cappelluccia, che cos'è l'infuocazione? 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 Sto qui, so come l'edera. 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 Ma tu hai capito con chi stai parlando? No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. No, con un cazzo. 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 Ma tu hai capito con chi stai parlando? No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. Ho detto cazzo, non a te per dire... È tanto per dirti, Mi tengo in attrazione, che ci volete fare? 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 Sto qui, so come l'edera. Si attaccano, si arrampicano, mi arrocolano. Che attrazione. Mamma mia. Tutte le linee libere, volesse avere un po' di attrazione più per il sesso femminile. Cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. Sto qua, buonasera, io mi tengo in attrazione, che ci volete fare? Sto qua, buonasera, io mi tengo in attrazione, che ci volete fare? Ma tu hai capito con chi stai parlando? No, con un cazzo, tu stai parlando con Gennaro D'Auria. Ho detto cazzo, non a te per dire... È tanto per dirti, No, con un cazzo. Siete là con Gennaro, c'è una mappina. Si pure non mi sfacciva perché tu a tutta questa povera gente. Mi ascolti un attimo. Tu mi stai a sentire a me. Tu ti lavati. Tu per fare polemica, a me non mi interessa proprio. Buonasera. Chiamatemi una chiave, chiamatemi fratello, ma si facciano dire te ne godo veramente. Chiamatemi una chiave, chiamatemi fratello, ma si facciano dire te ne godo veramente. Chiamatemi una chiave, chiamatemi fratello, ma si facciano dire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasole, è un piacere a sentire come scorreggia il culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo teme? Anzi, io ho più fessi e l'uomo che la casa lo mantiene. Mi sfida a contraddirmela che se non fa rumore mi fa piacere sentire un pucurillato. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso. Solo i signori nobili sappiano opportuno. Se uno per esempio tenere uno dei panzi, facendo quattro perite per ne sciogliere l'agnanza. Appena uno scarra ti passa tutto il male. E poi se uno pirata o pisa in un quintale. Se questo non succede, a pensa chi si abbuffa e fa una puzza seria, si scarica una loffa. Perciò chi ha fuoco pirata è proprio il re dei fessi, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pirata più forte in un cannone. Vo giuro, non esagero, che una volta che la canna
capace schiattare in un cantere e s'abbucare in un scambio. E mi diceva è inutile, opire da voi sfogo, la puzza è più terribile, si lo caccia a poco. Te possono pure dicere che è pire da malato, che gli utindami vizi e l'hanno riformato. Ma quando tu le scarre che non pire da cavallo, allora le può dire